429 evasori totali sono stati scoperti dalle Fiamme Gialle del Veneto nei primi mesi del 2017. Insieme si erano resi responsabili di un'evasione di oltre 100 milioni di IVA. I dati sono stati diffusi dalla Guardia di Finanza durante la cerimonia per il 243esimo anniversario del Corpo alla Giudecca. In base ai numeri e alla corruzione, la vera emergenza di questo 2017, soprattutto a Venezia. Nel settore specifico invece che riguarda la lotta alla corruzione abbiamo denunciato per reati contro la pubblica amministrazione 110 persone e abbiamo arrestato, compresa l'operazione a cui accennavo, 25 persone. Danni e frodi erariali in questa prima parte dell'anno sono costati ai veneti 147 milioni di euro. Le Fiamme Gialle hanno inoltre individuato patrimoni illeciti e aziende riconducibili alla criminalità organizzata per quasi 33 milioni di euro. Difficile anche per gli addetti ai lavori stabilire se la corruzione sia in aumento vertiginoso o semplicemente i controlli funzionino meglio che in passato. Il fatto che siano stati scoperti più fatti corruttivi a Venezia può essere un indice sintomatico del fatto che le investigazioni hanno funzionato bene. Certamente scoprire determinati scenari lascia pensare che questo è un fenomeno che stenta a essere sradicato.